Salve, siamo a Chioggia. Si dice che è il più grande centro peschereccio d'Italia. E a proposito delle barche, dei pescherecci, volevo raccontarvi una leggenda che si chiama La Valle dei Sette Morti. Allora, in merito a questa leggenda, si racconta che dei 7 pescatori si avviarono con una barca per fare il loro giro di pesca e ad un certo punto, in una zona qui della laguna, videro un cadavere che galleggiava in acqua. Allora portarono questo cadavere sulla barca e così cercarono di ritornare verso riva. Ma ad un certo punto, mentre facevano questo viaggio di ritorno, una tempesta improvvisata così colpì questa zona e i pescatori allora a quel punto videro un isolotto con un casolare. Pensarono di fermarsi in questo casolare finché la tempesta non si calmava e così avevano così da mangiare, avevano portato in barca e si misero a mangiare in questo casolare in maniera esagerata, saziandosi. Ma questo casolare era abitato da un ragazzo con un cane. Questo ragazzo si avvicinò ai 7 pescatori e gli disse se poteva mangiare qualcosa, ma i pescatori si misero a schernirlo, a scherzare, a deriderlo e ad un certo punto gli dissero guarda, abbiamo un uomo che dorme in barca e che dorme nella nostra barca, se tu riesci a svegliarlo e lo porti qui noi ti daremo tutto quello che vuoi. Il ragazzo ascoltò i pescatori e andò in barca. Dopo pochi minuti tornò con quest'uomo e dalla mano. E allora quest'uomo si rivolse ai pescatori e gli disse chi si mette a scherzare con un innocente, a schernirlo, non deve avere misericordia. E allora citò i 7 peccati capitali ed uno alla volta, mentre citava il peccato capitale, un pescatore moriva. Alla fine morirono tutti e questo diede il nome alla leggenda, la Valle dei Sette Morti.